Vietnam, okay, vi sponsoriamo di singa Manchester, di singa Manchester, di singa Manchester. Sono sotto casa tua, fai presto, scendi, sono solo fosforo e pitto, sono solo fosforo e pitto, sono solo fosforo e pitto. Tuo viale, fai presto. Ragazzi, chiedo scusa, Amaron. Ragazzi, buonasera. Vi volevo dire una cosa. Io tenevo a mia nonna, no, che praticamente quando ci facevano male i calli, lei diceva subito che poi veniva il male tempo perché ci faceva male i calli e doveva piovere. E che piovere pioveva. Poi io penso che ho avuto pure io questa eredità, però un fatto particolare perché a me ieri mi facevano male i calli, mi bruciavano proprio un fuoco e dicetti però non piove, come mai mi fanno male i calli come diceva nonno? E invece poi ragazzi ieri sera poi è venuto il terremoto, io poi la seconda l'ho sentita, ma che cosa ho capito? Ho collegato tutto quanto, che io ho avuto l'eredità della nonna, però poi non per quando il tempo non è buono, ma secondo me quando viene il terremoto. Mo vi volevo avvisare che io bene bene non sto, un poco di bruciore ce l'ho e allora voglio mettere a disposizione dell'umanità proprio questi miei calli, no? Per tutti quanti. E voglio avvisare, io spero di non tanto, però è meglio che stiamo un po' attenti, così uno può scansare insomma qualche pericolo, va bene? Grazie, buonasera, ciao. Rindu scusa che a scuola guida, ya mamma ne pochi pazienza, mo cacchi tempo, insegni geni. Buongiorno a tutte le mamme di WhatsApp e della nostra comitiva. Io sono la mamma di Natasha e Sharon. Vi volevo fare una visaglia. Oggi mi sono andata a prendere le bambine a scuola. Si mio da casa ambresse che creature venivano a mangiare e brevevo che si trattavano sempre in destra, sono chiusa a vedere. Oh Maronna, amica, ci ho trovato e capo del creatore di Nebrucci. Guarda santa, agita, ma con me, tengo figli bruttiosi, ma come faccio, Io sono tanto napoletano, e così sono chiusa alla farmacia e ho pigliato della pomata, no, della polvere veramente, e ce l'ho già messa in capo. Mo' i creatori in scuola parlano due suore, poveri creatori. Io volevo dire una cosa, io voi sapete, sono una pulitona, casa mia è pulita, e in terra si può mangiare, voi se venite a casa mia potete mangiare pure in terra come fuoco mio. Però dispiace le figlie vostre, che io tengo due figlie sensitive, e i creatori subito si pigliano collera. Non dicessero vicino ai figli miei, perché quelle vostre dispiacciono, e non vanno più a scuola. Io ci tengo assai a questa cosa, perciò io mi faccio avvisata. Se i figli vostri tengono i bruchi in capo controllati, è probabile pure che l'hanno miscato loro i figli miei, e non che i figli miei hanno miscato i figli vostri. Perciò controllate bene, io sono stata precisa che vi ho avvisata. Dopo non dite che io non vi ho avvisato, però i figli miei sono sicuri che i bruchi non l'hanno buttato loro. Perché io sono una pulitona, ok? Amiche mie, comunque voglio sempre bene, voi se volete venire a pigliare un caffè, potete venire, che tante creature tengono scuola in fronte. Io poi stasera spruccio verso sera, quindi rimane ne faccio venire a scuola. Quindi se volete venire, avete fatto pure un dolcino, e ci vediamo un po' di caffè, un po' di dolcino insieme, parliamo un po' del meno, del più, del per, come volete voi, vabbè? Voglio bene assai e vabbè. Sentiamo subito una rapina, ieri sera alle 10 sotto la Musella. Niente,
questi due sono venuti in 4, noi eravamo io Anna in macchina, comunque questi qua hanno avuto spitello mio, uno mancato, hanno cagato in due stezzi, dammo il telefono, ma chi spacci, ma chi ora sto telefono, sono stata proprio una pazza, cioè a chi le ha risposto fino all'ultimo secondo, il telefono me l'ha nascosto via e cose, perché io avevo il portafoglio, io ho mantenuto il portafoglio perché in borsa avevo i soldi dell'Avis, ma scusate le là, comunque chi sta già buzzando una cangana, era già pizza a mamma, questi bucchino a mamma, io portavo in Dorong, Mario, te ne hai a GT, capi, poco come, da chi lo buttavo pure, perché chi era una bestia secondo me, io come lo spingevo pure, perciò chi non mancava con che sai cagami in due volanti, capito, perché hai risposto, amo. Dimmi a papà. Scusami, una domanda. Senti, nel riquadro dei gradi della macchina che tengo io della temperatura, la lancetta sta sul 100, ma che vuol dire? È bruciata la munizione alla testa, fermati subito, fermati. Ok, fermati. sono già ferma. stai, è bruciata la munizione alla testa. No, perché io sentivo una macchina che faceva un rumore strano, già mettere l'acqua. Ma è bruciato tutto, ma che spacci, ma tu bene, guarda, ma anche l'acqua. Ma scusami, queste sono cose che devi vedere tu. C'è Breina, sì, mannaggia la mano, ma già quanti cusetta, ma cusò. Stai calmo. Se vado pulata, ma che sangue di Camerone, allo stai, sei. Sto girando noi, sto girando. E mo venga la rotta, non muovere, mo venga Breina. No, perché non sto proprio fermata giusto dove sta il giro del mulino. Ti manda la macchina, non sto fermata, qua stanno mettendo giù in modo. Ok, ciao. Ma stai comandando la parecchia così? No, me ne sono accorta adesso, non hai capito, sto camminando da un'oretta che ho preso la macchina. Ya, tanto mi divento che continua a aiutare la temperatura. No, non me ne sono accorta, altrimenti mi sarei fermata. Mannaggia, un Cristo! Vabbè, Andiamo buoni, sì, mo vengo là, che sì, ma che Gesù Cristo è che... Ciao. Mi senti? Senti, allora ti volevo dire che mo che vieni, no? Ti raccomando, non ti scordare ovviamente di mettermi a posto i panni, poi me li stendi e senti un'altra cosa, poi ti ho preparato pure da mangiare per te e per Rosaria. E c'è scazzato stai vedendo che sto parlando al telefono, non mi vedi? Ah! Buonasera, è per la mamma di Samuele. Vostro figlio sa i dinosauri di mio figlio. Vi prego di portarla a scuola domani, ok? E una voto cucciari, e una voto portapaste. Ma che hai fatto? Soggetto figlio vostro figlio? E chiama Brea? Signora, sono la mamma di Samuele. Comunque prima cosa, sono cose creature e vi vado a mettere mieti, se l'hanno spicciato solo loro. E poi ne tengo questi dinosauri a casa, che perché che tengo zoo a casa mia, animali non ne tengo. Ma a me che le creature che ha perso i dinosauri, dire poco io ci guardate buono in due zanetti o figli miei, e in due figli miei c'è sta solo in due zanetti, ci sta solo una scimmia e un ippopotamo, perciò dei dinosauri non ce ne stanno, perciò prima di accusare, guardasse buono, un figlio l'avrà perso in due purmandine, perché fa, se poi scemo in due purmandine, che ha sfruttato tutto quanto e saranno caduti là dentro i dinosauri, prima di accusare, guardasse buono.
Se vi piacciono i video divertenti, le parodie e i video interessanti, se vi piacciono i commenti su Napoli, le poesie e le canzoni, allora guardate sopra, sotto o a fianco di questo video c'è un link, basta che ci cliccate sopra e potrete entrare subito nella pagina Facebook o il canale YouTube di Napoli è sempre bella, i siti più napoletani del mondo. Cliccate, guardate, mettete mi piace e iscrivetevi. Ogni giorno c'è un video nuovo. Forza Napoli!